Euroregione.news. Estate 2022. Bene, nonostante tutto. Per comprendere come stia andando la stagione 2022 e le prospettive future, abbiamo interpellato il noto manager e consulente che da anni si occupa anche di gestione turistica a tutto tondo, Marino Firmani. È un'estate calda, molto calda, con temperature molto alte, così come sono alte le prenotazioni e gli arrivi ormai da tutto il mondo. Sembra di essere tornati indietro di 2 anni, le presenze, il portafoglio anche prenotazioni da qui alla fine di agosto rileva dei dati significativi importanti che comunque non compenseranno l'avvio dell'esercizio del 2022, ma che comunque danno dei segnali importanti, dei segnali positivi. Sia al mare le strutture ricettive sono piene, sia in montagna dalla seconda metà di luglio fino a tutto agosto le strutture ricettive della montagna sono molto attrattive e quindi diventa significativo il risultato che verrà portato. Non varrà per le aziende che lavorano per tutto l'anno, perché l'esercizio, come dicevo prima, sarà un esercizio penalizzato dai primi mesi dell'anno, però le strutture che lavorano soltanto durante la stagione estiva rileveranno dei risultati importanti, per cui siamo andati a coprire quel senso del vuoto che veniva coperto nelle 2 stagioni precedenti con protocolli e procedure con i turisti. Bentornati turisti in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto il piacere di ospitare la data zero anche quest'anno, così come nel 2019, del Giova Beach Party 2. Un Giova Beach Party che ha entusiasmato, ha attratto più di 60.000 persone in 2 date, il 2 e il 3 luglio. Le nostre spiagge sono state invase da turisti, da spettatori che volevano partecipare a questa grande festa. Una grande festa organizzata da Giovanotti, bravissimi gli organizzatori che hanno garantito la sicurezza in un ambiente complesso come quello della spiaggia. Una grande festa che miscelava la musica dal vivo, la console, la tecnologia, la natura, l'ambiente, con artisti pop, artisti country, artisti che venivano un po' da tutta Italia e che sono molto conosciuti e cantavano insieme alla grande star, alla pop star Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti. È stato un piacere riaverlo e ha trasferito quella gioia che voleva trasferire attraverso un'energia che è stata penetrante per tutti gli spettatori. Grandi cambiamenti, grande accelerazione, attenzione a questi cambiamenti perché devono essere regolamentati e devono essere anche scoperti. Il metaverso è un'opportunità che bisogna cogliere, bisogna conoscere, e se diventa una vera opportunità bisogna cavalcarla. Il metaverso è praticamente un insieme di mondi virtuali e mondi reali interconnessi, popolati dagli avatar che saranno i nuovi influencer del mondo dei consumi del prossimo futuro. Molti sono i settori economici che si stanno aprendo a questo grande cambiamento. È un'evoluzione praticamente di internet, non è la sostituzione di internet, è una sua evoluzione. Il settore dell'entertainment, il settore della moda, il settore immobiliare, il settore anche dello sport, il settore dell'automotive, ma non solo, ci sono anche il turismo. Il turismo può cogliere delle opportunità perché attraverso i visori si possono valorizzare le destinazioni, immergendo il potenziale turista in una destinazione, facendogli scoprire i luoghi che poi diventeranno meta per le loro vacanze, ma non solo i luoghi della spiaggia, del mare, della montagna, ma anche i musei, anche gli eventi, partecipare ai grandi eventi, per cui antenne alte, perché il metaverso invaderà il nostro quotidiano e assieme ai metaverso ci saranno anche gli NFT attraverso le blockchain che coinvolgeranno gli operatori turistici, e gli operatori turistici si apriranno molto rapidamente a questo nuovo mondo. Il servizio completo di video su euroregione.news, da Lignano Marco Mascioli. Euroregione.news